Ciao, bentornati nel mio canale e oggi in questo nuovo video ti faccio vedere alcuni pensierini per Natale che puoi benissimo realizzare con le tue manine. Voglio fare però prima una piccola premessa. Bisogna assicurarsi che i regalini handmade fatti a mano piacciono e vengano graditi, perché purtroppo nella stramaggioranza delle volte non è così. Purtroppo gli oggetti artigianali non hanno per tutti lo stesso valore. Per le creative come me e come probabilmente te che stai guardando questo video, una cosa fatta a mano ha un valore superiore ad una cosa comprata, a una cosa fabbricata in maniera standard dai macchinari. Però purtroppo, dico purtroppo perché mi piacerebbe la pensassero tutti come me in questo, per quanto riguarda questo discorso, purtroppo non è così. Quindi assicurati di regalare pensierini fatti con le tue manine solo a persone che saranno veramente riconoscenti del regalo fatto apposta per loro e lo apprezzeranno di più. Chiusa parentesi. Proposta numero 1. Un alberello fatto con tè o tisane su tazza. Piuttosto che regalare una semplice tazza che per quanto possano essere carine sembra un regalo incompleto, quindi cosa facciamo? Creiamo un bel alberello di tè o tisane e riempiamo la tazza di cioccolatini. Ti faccio vedere subito come ho realizzato l'albero. Per realizzare questo progetto ti occorrerà del cartoncino, io ho preso questo stampato a tema proprio natalizio e misura 20x20, una tazza, colla a caldo, cucitrice, forbici e poi tante bustine di tè. Procediamo. Send to us, we pray. Cast out our sins and enter in. Be born to us today. We hear the Christmas angels, the great glad tidings tell. Oh, come to us, abide with us, our Lord Emmanuel. Proposta numero 2, profumatore per ambiente. Questo te l'ho già fatto vedere, non ti faccio vedere di nuovo il tutorial qui in questo video, ma trovi il tutorial qui cliccando sulla i che appare qui, ed è un profumatore per ambienti realizzato in feltro e gomma eva. Io lo trovo veramente un regalo molto elegante, molto particolare, perché ovviamente di questi non ne trovi in giro nei negozi e puoi personalizzarlo con la fragranza di profumatore che più piace alla persona a cui andrà regalato questo. Proposta numero 3, marmellate fatte in casa. Non sto qui a spiegarti come fare la marmellata perché trovi ovviamente le ricette ovunque, ma ti faccio vedere come ho personalizzato il vasetto di questa marmellata che ho realizzato qualche giorno fa. Ho semplicemente coperto il tappo con un centrino di carta, decorato con una fustella, ma volendo puoi anche realizzare una scritta con un pennarello a mano libera e poi un semplice nastrino o cordoncino. Io ho aggiunto la mia fustella preferita per quanto riguarda il Natale, è una stella di Natale in gomma eva tutta sbrilluccicosa e questa è un'altra proposta veramente interessante per le persone un po' più golose. Proposta numero 4. Delle cialde di cera da usare con l'apposito diffusore. Hai presente quelle famosissime profumatissime che non ti faccio il nome però
Hai capito di quali sto parlando? Ne sono sicura. Ecco, io ho realizzato queste riciclando delle candele che avevo in casa, ma volendo poi anche utilizzare della cera di soia, se non vuoi utilizzare questa cera, la cera delle candele industriali, e poi le ho arricchite con delle gocce di oli essenziali e decorate con delle spezie come questa, oppure pezzettini di pupurri, oppure meglio ancora se abiti in un posto dove ci sono dei fiori di campo, raccogliere quelle piccole margheritine oppure quei piccoli fiorellini e metterli dentro e immergerli. Questa è un'altra proposta. Piuttosto che farla sciogliere sull'apposito diffusore, questa si può mettere nei cassetti oppure appenderla nell'armadio, perché comunque anche se non si scioglie riesce ad emanare lo stesso il profumo che noi usiamo. Ti lascio adesso al breve tutorial. Allora, nel frattempo che la candela si scioglie, io verso un cucchiaino di maizena in un contenitore, anche un po' meno, al quale aggiungo la mia profumazione. Io ho questi oli essenziali, questa è menta, si vede? Ok, c'è troppa luce, tanto per cambiare. Menta, rugiada del mattino, cappuccino, metto alcune gocce qui nell'amido di mais e mescolo tutto. Così facendo l'odore delle mie gocce, delle mie essenze, rimarrà più prolungato nel tempo, piuttosto che evaporare subito. Ho fatto una specie di pappina. Ok, oltre questo ho delle spezie, ecco, delle spezie, dei ramoscelli, fiori secchi, pupurri. Questo è troppo grande, magari ne spezzetterò qualcuno. Caffè in polvere e chicchi di caffè, cannella, in qualcuno metterò proprio la cannella come al posto degli oli essenziali, e poi qualche bacca, radice, cose comunque abbastanza naturali da inserire dentro. Vediamo cosa viene fuori. Allora, la cera è pronta. Tolgo via gli stoppini. Tutto qua. Ok, adesso non mi resta che colarne un po' negli stampi e poi dopo aggiungere fiori secchi ed essenze. Ok, sono 1, 2, 3, 4, ne faccio 4 così semplici, trasparenti, perché le voglio fare con la cannella, e nell'altra aggiungo il mio amido di mais, la mia pappina di amido di mais.
peace to men on earth. Oh, little town of Bethlehem, how still we see thee lie above thy deep and dreamless sleep. The silent stars go by, yet in E ultima, ma non ultima, i biscottini fatti in casa sono sempre apprezzati. Mettili dentro una bellissima confezione e guarda che regalo carino che viene fuori. Io ho realizzato questi, che non sono i biscottini, non sono i biscottini tipici natalizi, ma si chiamano rose del deserto e sono quei biscottini fatti con l'uvetta passa e i cornflakes. Stavo facendo una battuta sull'uvetta passa, ma non la faccio, no. Comunque, di questi anche non sto qui a darti la ricetta perché si trova ovunque, però per dire puoi mettere dentro qualsiasi tipo di biscottino, qualsiasi tipo di torroncino o caramelle, qualsiasi cosa tu voglia regalare da far degustare. Ho fatto anche la rima, ragazzi, qua stiamo diventando veramente un canale YouTube in rima. Comunque, io per il momento ho finito, spero come sempre di averti dato delle idee utili e interessanti. Se ti va, mi puoi mandare la tua foto su Instagram, sono sempre con lo stesso nickname Agata Chic che non impegna, e se questi video ti piacciono, mi raccomando, iscriviti al canale ancora se non l'hai fatto. Iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto. E ricordati di attivare la campanellina. Ciao!